Un uomo di 53 anni è morto nella zona di Modica, in provincia di Ragusa, dopo essere stato travolto da una tromba d'aria. La vittima è Giuseppe Ricca. Era sposato e aveva un figlio, era titolare di un bar tabacchi a Modica. In base a una prima ricostruzione, l'uomo era uscito di casa perché il forte vento e la pioggia avevano danneggiato una serranda o una ringhiera. Una volta fuori è stato colpito dalla tromba d'aria. L'ondata di maltempo si rivela implacabile. Tornado anche a Sciacca, Licata, Selinunte, Bisacquino e Comiso. Tetti divelti, ingenti, i danni alle abitazioni private, ai pali della luce, ai muri di contenimento. Tantissime case sono rimaste senza energia elettrica. Le squadre della protezione civile impegnate a rispondere alle numerosissime richieste di soccorso. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre, fino a mezzanotte. Stop alle scuole in molti comuni. Ad arrecare danni anche dei giganteschi chicchi di grandine e ancora allagamenti nel Palermitano, soprattutto a Termini Imerese, danni alla linea ferroviaria sull'Agrigento-Palermo. Nel siracusano a Priolo un fulmine ha provocato un incendio. Blocchi di ghiaccio a Sant'Antonio nel Catanese hanno reso le strade impraticabili. Fango e detriti hanno reso diverse strade impraticabili nell'Ennese e nel Nisseno.